Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo Spacchetto Tega. Oggi pochi pacchi ma succulenti. Cominciamo senza perdere troppo tempo da questo più piccolo, che è una piccola miglioria che mi serve per lo studio. Ormai comincio ad accumulare, come si fa qua? Ormai comincio ad accumulare parecchia roba e per tenerla al sicuro bisogna metterla sotto chiave. Cade a fagiolo Wheelock, che mi ha contattato per propormi di testare una delle loro serrature smart. Nello specifico loro fanno serrature smart da esterno, da interno. Non capisco, è il packaging o ha un'utilità? Bigliettino di garanzia, istruzioni, ok, molto semplice. Questo andiamo a installarla immediatamente. Sostanzialmente si tratta di una serratura smart con si tratta di una serratura smart con impronta digitale. Ci sono inoltre queste piccole carte, sono classiche, quelle che appoggi, no? Tipo beige. Piccolina, carina, giustina. Allora, qua abbiamo l'impronta digitale, il display, qui andranno le batterie. Questa è quella per chiudersi dentro, che gira sempre. Ok, pensavo che fosse un po' più grossa dalle immagini. Comunque all'interno non troviamo tanto altro se non una scatoletta con un po' di vitine. Confermo che al di sotto non c'è niente e molto probabilmente questo era solo il cartoncino di packaging. Oltre a questo mi hanno mandato anche questo Wi-Fi box, che lo chiamano. Allora, dovrebbe essere un trasmettitore per poter collegare. Ecco, perso del tutto. Cos'era tra l'altro? Ah, eccolo qua. Allora, dicevo, questo dovrebbe essere un piccolo hub da connettere alla tua rete, che ti permette poi di controllare queste serrature anche tramite assistente vocale o comunque tramite app da remoto, mi sembra. Comunque, per sicurezza vi dico, tutto è meglio dopo l'installazione che ho letto, perché non mi ricordo. All'interno qua semplicemente cavo micro USB, il Wi-Fi box e basta, un po' di istruzioni. Mi viene da ridere a pensare a questa eventualità, che monto la serratura con l'impronta digitale per entrare in studio, per chiuderla principalmente la sera, però collego il Wi-Fi box per aprirlo con l'assistente vocale. Cosa succede? Tu dici: aprimi la porta, e allora chiunque può aprirmi la porta. Forse questa cosa qui è un po' più utile per chi magari ha camere o appartamenti per affitti brevi, mette una serratura del genere, la può aprire da remoto, può dare queste carte, può dare degli accessi temporanei e tanto altro. Loro tra l'altro mi sembra che abbiano sia le versioni con impronta digitale sia versioni con il tastierino numerico. Quelle col tastierino numerico, appunto, secondo me sono interessanti per un discorso che si possono dare degli accessi temporanei oppure un codice assegnato ad una particolare persona. Ma vediamo quanto è semplice installarle. All'interno della confezione ti arrivano le istruzioni, ovviamente anche in italiano, ed è super mega semplice andarla a impostare e andare a settare la tua impronta digitale. Il modello che ho scelto però non è per porte da interno, infatti ho dovuto stampare questo tipo di adattatore per prolungare la lunghezza della serratura, perché è fatta per le porte blindate o comunque le porte un po' più spesse di queste. Io avevo necessità di montarlo sulla porta interna dello studio. Stampando questo adattatore è andato tutto per il verso giusto, più o meno. Stavo sistemando la porta, purtroppo sono rimasto chiuso dentro, quindi adesso sta scendendo Ale per aiutarmi. Aspetta, no, qua se faccio mi rimane in mano. Allora vai dei calci, Ale. Vediamo se riesco. Meno male che c'era la Ale, raga. Vediamo il problema. Questa non è che si è rotta, non ha niente che non va. Pensavo si fosse rotto qualcosa. Questa intanto è un po' storta. Questa qua rotta alla fine. Non so come, non so perché, però praticamente si è sminchiata. Bisogna sostituirla. Sono andato a comprare la serratura nuova, sostituita senza problema, e ragazzi vi devo dire che funziona tutto alla stragrande. Si apre e si chiude senza problemi.
lo spessore questo qua che ho stampato va alla grande. Ho installato anche il modulo wifi direttamente là dietro il modem, è quella lucetta verde lì che tanto deve essere solamente alimentato con la USB e avendone una dietro il modem è perfetto. Si configura in una maniera molto semplice, dovete solamente scaricare l'app WeLock che vi permette di collegare il vostro wifi box alla rete e di conseguenza poi lui via Bluetooth si connette alla serratura. Configurate successivamente anche la serratura per poter farli comunicare correttamente e il gioco è fatto. Altra cosa che potete fare con l'applicazione è settare tutti gli accessi, gli ingressi, impostare le impronte digitali o i codici se avete la serratura con il codice. Sono tutte operazioni che si possono fare direttamente anche dalla serratura, però con quel piccolo monitor che ha è leggermente scomoda la cosa, niente di che. Si possono settare tutte le impostazioni anche tramite l'app. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per la serratura con un codice sconto. Continuiamo col secondo pacchettino, che è un aggiornamento di un'attrezzatura che diventerà un must have all'interno delle mie cassette degli attrezzi che mi porto sempre quando esco da un cliente. Si tratta di una livella laser della Cigman modello CM701. Arriva nella scatola e c'ha una sua bella custodia di trasporto, direi già ottimo. Non c'è altro, quindi all'interno, oh carina, abbiamo la livella in sé, carica USB-C, molto interessante, quindi non dovete cambiare le batterie come tante altre. Wow! Nonostante ci sia parecchia luce, non so quanto si vede a schermo questa cosa qua. Questa qua mi è piaciuta perché comunque ha tutte e tre le direzioni. Oltre a questo si possono spegnere e accendere quelle che ti servono, quindi verticale, orizzontale o altro, puoi usare solo quello che vuoi. Puoi regolare l'intensità. E l'altra tega molto interessante è che ha il suo telecomandino, quindi noi possiamo andare a spegnere. Non penso che possiamo accenderla o spegnerla da qua, ma possiamo andare appunto a regolare quale verticale, orizzontale vogliamo, l'intensità del nostro fascio e basta. Però è interessante avere anche questo. Vediamo, non è magnetica. All'interno ti danno ovviamente il cavetto USB-C, ti danno ok, ti danno questo, oh ma si apre, ah bello, ah bello, capisco. Ti danno questo bersaglio che questo qui invece è magnetico, che si può attaccare al soffitto in questa maniera e andare a regolare esattamente l'altezza. Torna molto utile magari quando si va a fare un controsoffitto in cartongesso o altri lavori del genere. Ti danno questa piccola basetta che penso che si aggancia, è un piccolissimo trepiede, puoi regolare poco i tre piedini. Sotto qua invece ha una mega vitona, immagino da agganciare su un trepiede apposito per questi tipi di livelle laser. Qui ha la vite e fine. Oltre a questa ti danno ovviamente la classica staffa a L per andarla a agganciare. Qua sotto ha una vite molto semplice, tac e via. E questa invece è magnetica, quindi questa qua in qualunque parte la potete attaccare. Mamma mia, belli potenti questi magneti, mi piace. La cosa che invece penso io di utilizzarla per la maggior parte è su un cavalletto, quindi qua sotto ha una vite da 3/4, mi pare, la classica che c'è su ogni fotocamera. Ha una batteria interna da 4000 mAh e ha 3 fasci a 360 gradi, molto utile. Come state vedendo l'ho già testata in varie occasioni e vi devo dire il mio onesto parere che non mi sono trovato affatto male. Quindi se state valutando l'acquisto di una livella laser non super mega professionale, ma comunque vi offre tutte le feature che vi servono, vi posso decisamente consigliare questa. La batteria dura un botto per quella che la si usa, non per un uso da cantiere, dura veramente tanto. Inoltre mi sembra di avere un codice sconto, in caso ve lo lascio qua sotto, e lo trovate anche qua in descrizione. Benissimo, passiamo all'ultimo pacco e abbiamo Gabri! Ecco il pacco! Grazie! Oggi cos'è? È qualcosa mai visto su questo canale. Un bel... no, ma l'ho già detto tra l'altro, però tu non lo sai, è un nuovo laserizio. Testiamo oggi un nuovo laserizio che di particolare ha tantissimi nuovi accessori. Vuoi farmi tu? Faccio io. Molto bene, grazie della mia spatola. Vi dirò la verità, questo laser è parecchie settimane se non mesi che ce l'ho da aprire. Non mi ricordo praticamente niente, Gabri. Però come possiamo ben vedere già partiamo da un botto di accessori, tra cui un cavo di messa a terra, accessorio fondamentale, pulsante di emergenza, ti danno il cacciavite, ti danno un bel cacciavite. Staffe, staffette, fascette, vitine. Qua abbiamo, ma c'è un botto da montare, c'è un botto di roba qua. Vabbè, le classiche cinghie, abbiamo i sample
che questi qua sono ridotti praticamente all'osso. Abbiamo questo qua, dovrebbe essere AR4 lo chiamano, e starà per AR4. Lo scopriremo dopo. Lo scopriremo. Qua vabbè, istruzioni, cavo USB. Guarda, questa è una roba particolare, c'è addirittura l'elettrovalvola, ragazzi, per l'air assist, quindi non bisogna più accendere l'air assist a mano, ma tutto da software verrà fatto in modo automatico. Scatolizio, replacement module, è proprio il modulo laser, ma lo vediamo meglio dopo. Importantissimi occhialissimi. No, ma la plastica va lì in realtà, di qui va la carta. Come sono rossi? Sembra di essere un Ray Ban, guarda le luci. Wow! Ah! Cazzo! Bella tega! Un profilo a L in alluminio, non so minimamente per cosa. Poi c'è un botto, solite robe raga, quindi alimentatore, non so l'ordine, ma questo mi sembra già la versione estesa però, perché è impossibile che uno normale abbia dei profili così lunghi. Ah, penso che sia già la versione quella, pensavo, e invece abbiamo... Ok, la classica chain per far passare i cavi. Abbiamo il nostro asse Y. Ah, della Niji 3. Niji 3. Ah, almeno questo è montato. Poi abbiamo... Porca miseria. L'asse Y. Ah no, questo. Madonna. Ah, non capisco. Quanto è grande? Ma è grandissimo. L'area di stampa. A questo punto direi 1 chilometro quadrato, un ettaro. Ah, qua c'è una vite sparsa però, attenzione. Qua mi sembra già tutto sembra tutto cablato questo lì e la carta di qua. Non era di là? No, di qua la carta della plastica. Quindi abbiamo 1, 2, 3 gli assi, questo qui che non sappiamo. Vedo verde. Vedo verde. Sono proprio curioso, Gabri, di vedere tutti gli accessori che ci sono dentro perché mi sembra veramente un botto di roba. Questo qua, che non capivamo cos'era prima, in realtà è un interruttore che serve per attivare la ventola di aspirazione dei fumi. Quindi sia ventola che air assist possono essere far partire, possono... Quindi sia ventola che air assist possono essere comandati direttamente dal software. Quindi montiamo tutto, lo testiamo, Gabri, così vediamo un attimo di cosa stiamo parlando. Partiamo? Di cosa stiamo parlando? Un laser. Di un laser. Per assemblarlo ho sfruttato Gabri che era qua e allora ho fatto fare a lui questo lavoro in modo da capire anche in base alla sua opinione quanto è facile e intuitivo assemblare un laser anche senza troppa esperienza, diciamo. Nelle istruzioni vi suggeriscono di utilizzare una base di legno su cui fissare il laser. In questo modo potete anche fissare tutte le parti elettroniche e il cable management, altrimenti non sarebbe possibile. Io ho fatto una leggera modifica, ovvero ho messo solo 2 pezzi sui fianchi in modo da tenere l'area di lavoro in centro completamente libera. Ovviamente ho fatto anche tutti i test di routine del laser, come il solito test di incisione, test di taglio con e senza air assist, e si è comportato decisamente bene. A prescindere dal brand che decidete di utilizzare per il vostro laser, a parità di potenza del modulo, quindi 10 watt, più o meno tutti sono uguali e si comportano nella stessa identica maniera. Quello che mi ha fatto decidere di testare questo laser qua è sicuramente la quantità eccessiva quasi di accessori che vi vengono dati in dotazione, e secondo l'area di lavoro che è 810 x 460 mm, con la possibilità di espandere ulteriormente questa area di lavoro da 810 x 1030, quindi un'area di lavoro incredibilmente grande. L'altro plus, come vi anticipavo, è sicuramente la quantità di accessori che vi vengono forniti. L'elettrovalvola dell'air assist non l'ho mai vista in nessun altro modello che ho testato in precedenza, e nemmeno l'interruttore per comandare l'aspirazione, considerando che possono essere sia accessori comprati a parte con modelli più piccoli, sempre dello stesso brand, ma in questo caso ti vengono dati assieme al laser. Come vi anticipavo, ho deciso di utilizzare questo laser esclusivamente quando ho necessità di andare a incidere dei pezzi che sono molto più grandi dell'area di lavoro di questo laser. Per questo motivo non ho messo la base, in modo da prenderlo, appoggiarlo direttamente sull'area di lavoro e andare a incidere quello che mi serve. Il laser è molto ingombrante anche solamente da tenere. Io gli ho trovato un bel posto appeso alla parete nella Proto Room.
Room. Tra l'altro è da mesi che sto lavorando a sistemare completamente la Proto Room e renderla operativa, quindi ti invito a iscriverti al canale se vuoi sapere che cosa ho messo all'interno della Proto Room, come mai l'ho fatta e a che cosa mi serve. Quindi iscriviti così non ti perderai il prossimo video in cui ti spiegherò perfettamente tutte queste cose. Ovviamente sia del laser che tutti i prodotti che avete visto li trovate qua sotto in descrizione. Dovrebbe esserci forse ancora il 10% di sconto. Se vi interessa una macchina del genere andate a darci un'occhiata. Prima di salutarci volevo augurarvi un buonissimo 2023 con questo primo video. Volevo scusarmi se non sono costante nella pubblicazione, ma ultimamente sto lavorando a moltissime cose che verranno lanciate quest'anno, per cui preparatevi perché sarà veramente una cosa allucinante. Quindi io ringrazio i Patreon ovviamente che sostengono sempre questo mio programma e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.